Mi qua di solito tengo una decina, 15 casette, non di più. Adesso quando che qualcuno dopo va a aprire queste casette non vediamo casse forti perché ottengo qua le più deboli, perché voglio tenere sotto controllo, perché voglio fare un po' di tiglio, ma il tiglio deve andare a ramengo, perché tutto il viale che viene dentro quasi è tutto tiglio, e in più qua a 300 metri con un altro viale che sono tutti tilli così, è 1 chilometro di viale che va in mezzo ai campi, che sono tutti tilli così, però purtroppo il tiglio le andà a farsi benedire, insomma non stanno il tiglio. Non è, Alla fine della caccia dell'anno scorso. sì, alla fine della caccia l'anno scorso, ecco. Quindi grazie alla vostra presenza, mi dispiace che devo fare strada, però ma com'è qua siamo tranquilli, il tempo se è buono per lo che già prenotato da 15 giorni fa e quindi se è bello, ok? E qua siamo tranquilli. Al Presidente la parola. Allora, grazie anche da parte mia. Dopo il lockdown riprendiamo. Quindi siamo riusciti a fare quella lezione online con Francesco Campesi. Ho visto nella chat che alcuni di voi hanno chiesto di farne magari ancora online. Ecco il motivo per cui oggi, grazie a Marta e al fidanzato, riprendiamo anche la lezione di oggi e poi la metteremo online come sono online anche le altre, avete visto, no? Per chi magari non ha potuto partecipare o per chi vuole fare un ripasso. Se riusciamo facciamo un'altra lezione pratica alla fin termine del quale consegneremo anche l'attestato di partecipazione al corso. Rispetto al programma del corso, l'unica cosa che è rimasta fuori, quindi se facciamo le 2 lezioni pratiche, l'unico argomento che rimane fuori era la lezione con il direttore del zoo profilatico Mutinelli sulla varroa e sulle malattie della piaria, però vediamo se riusciamo online o fisicamente a farla, vediamo, attendiamo la prossima ordinanza del Presidente della Regione Zaia perché quella che ha fatto scade domani e consente comunque l'attività formativa però con quei requisiti, mascherine, distanza almeno di 1 metro ed ecco la motivazione di avere uno spazio di dimensioni tali che ci consenta di restare un po' distanziati. Oggi è una lezione un po' teorica e un po' pratica. Per contingentare, visto che abbiamo circa 3 ore di tempo, no, ed evitare un affollamento sugli alveari, pensavamo di dividerci in 2 gruppi. Un gruppo fa intanto la parte teorica, pratica, linetta, ecco, che è quella sul blocco di Covata, e un gruppo va invece all'inizio a fare l'ispezione nell'alveario. Allora, la lezione teorico-pratica è legata a 2 argomenti. Uno è il blocco di Covata, che sarebbe quello che bisognerebbe fare da metà luglio in poi per ridurre la presenza della varroa nell'alveare. La seconda parte della lezione teorica linetta pratica è l'inserimento del foglio cereo nel telaino, perché sono 2 cose di cui abbiamo parlato nella prima giornata di corso quando eravamo un po' affollati, però l'abbiamo solo visto teoricamente, non l'abbiamo fatto praticamente. Poi è un argomento che è tornato, anche quello dell'inserimento del foglio cereo, perché molti hanno chiesto ma come si fa, come non si fa. Ricordiamo che questo è un corso base, c'è chi magari ha già fatto queste cose per cui è una ripetizione, c'è chi invece non lo ha mai fatto per cui ha dei dubbi. Siccome la lezione pratica serve anche per sciogliere tutti i dubbi, non fatevi problemi a domandare, perché abbiamo visto che c'è chi magari incolla il foglio cereo col phon, no, dei capelli, voglio dire no ma guardate che c'è un po' di tutto, se uno non sa si ingegna, no, e prova. E perfino apicoltori, mi raccontava Giovanna ieri che in chat, non nella nostra ma quelli degli apicoltori di Marostica, c'è qualcuno che, avete presente la rotellina per i crostoli, no? Quella per tagliare la pasta, no? Ecco, passava il foglio cereo con quello incastrandoli poi dentro, no? Per cui ognuno si arrangia, allora è meglio che vediamo come si dovrebbe fare e se avete dei dubbi, per qualcuno magari saranno fesserie, però è meglio che, tanto sono questioni di qualche minuto, facciamo presto.
Anche perché se il foglio cereo non è inserito bene e c'è il filo di ferro che rimane fuori, lì non costruiscono e quindi i teleglini riescono male, non sono uniformi, perciò qualsiasi piccola cosa che andiamo a fare bisogna farla giusta, bisogna farla esatta, perché ho visto dei fogli cerei l'altro giorno, sono andato a fare una visita a un apiario che ho preso paura. Sì, ma succede. Preso paura. Quindi foglio cereo adesso e blocco di covata che bisogna farlo bene, perché non sottovalutiamolo mai. Se il blocco di covata e quindi l'attenuazione del numero di acari varroa all'interno dell'alveare è fatto male, lo paghiamo per tutto l'anno successivo, ecco. E anche lì ci sono delle regole precise, ecco, non bisogna inventarsi. Io dico, ne parliamo quando siamo lì. E l'altro gruppo invece fa un'ispezione come si deve fare un'ispezione sull'alveare, per cui lo apre. Se qualcuno non ha la maschera, ne abbiamo portate qualcuna in più, per cui chiedetela, siamo qua. Lì c'è Sella, ne ho anch'io un paio in macchina e quindi basta che la chiediate. Maschere e guanti. Nella lezione pratica, nell'apertura dell'alveare, chi vi accompagnerà vi spiegherà quali sono, cosa si vede nell'alveare, i segnali che danno le api e cosa si capisce aprendo un alveare, le cose che ci sono da controllare. La seconda parte di questa lezione pratica è invece legata alla marchiatura della regina. Ovviamente non vi faremo marchiare le regine, ecco, però vi faremo vedere, magari dandovi anche in mano un fuco, un'ape, prima vedete come farà Campese a marchiarle, qual è la sua tecnica, e poi se ve la sentite provate anche voi con un fuco. Bisognerebbe farla senza guanti, ma il fuco non morde, per cui ecco. Sì, però dopo. Però devo farlo dopo, però ecco. Questa è, allora, per passare poi al termine della lezione, come le domande fatele durante la lezione, non fatevi problemi, faremo anche un buffet su queste tavole alla conclusione della lezione. Beh, possiamo metterci anche intorno. Sì, possiamo mettersi tutti quanti intorno. Adesso mi preparo sempre i cartoncini tagliati che avevi visto, no, non per attraverso, ma i canali per orizzontali, per verticali. Faccio fatica perché ormai è mamma, comunque no, lei lavora più, lei lavora massa. Più lo fai, ora che non sia scritte, possibilmente perché c'è petrolio, più che lo fai fisso e più dura. Un'altra possibilità è che qualcuno mette un po' di cartone finché parte e dopo può mettere anche del pellet. E lei mette solo cartone? Lei mette solo cartone? Io sì, perché qua adesso stamattina di solito. Io uso anche pellet, infatti se guardate, non smorzarlo, dopo lo Ok. Diciamo anticipando quando che si cade in dubbi. Sì. Infatti Gianni le ha, credo. E ora voi dite. Se ne verrà insegnare, l'apertura è sempre molto delicata, quindi quando che vai a socchiudere il nido al melario, colpettino di fumo, diciamo questa cosa è poco popolare, per avvisarle che siamo arrivati senza troppi strappi e senza fumo esagerato. Lo dopero poco il fumo, però comunque va sempre a doparare poco. Si toglie il melario, anzi usiamo mettere il tetto rovescio, quindi così non si schiaccia api, si toglie la griglia e si va da sopra. È una situazione standard di non una casa bea, ma una casa che non sia a posto. E ora, tanto cominciamo a notare che sono delle api molto vecchie e non in salute. Questa qua,
Da cos'è che Questa le qua. riconosce? Allora si vede, no? Sono le prendo in mano. Vedete? Sono tremolanti, hanno l'addome nero, incapaci di volare. Queste qua sono api che normalmente quando la famiglia è orfana va in stress. Noi teniamo, avete visto, famiglie con il nutritore a sinistra, perché si può togliere senza strofinare api, senza mettere miele all'aperto. Se noi dovessimo togliere un favo e lo mettiamo lì, diventa un problema quando c'è crisi, perché tutte le altre api verrebbero a saccheggiare. Al limite bisognerebbe metterlo dentro una cassettina e chiuderla. E comunque sempre miele fuori dalla cassetta provoca, non in primavera, non in tardo autunno, ma durante l'estate, quando non c'è niente, è sempre motivo di litigio fra le cassette. Naturalmente quando le api cominciano a litigare non riuscite più a fare nessun lavoro. Allora, la visita normale prevede di controllare che ci sia la deposizione. Allora, se noi non troviamo deposizione, ci può essere o l'argina vergine oppure la famiglia può essere orfana. Deposizione vuol dire cercare le uova. Una famiglia orfana ha tanti modi per segnalarlo. Il principale è quello di piangere, cioè di battere le ali e mostrare la ghiandola di Nasonov, che è quella ghiandoletta bianca lì. Fra un po' vedrete che moltissime si metteranno a piangere mostrando quella ghiandoletta lì. È una forma di comunicazione, guarda, qua si vede bene, fra un po' cominceranno tutte a piangere, guarda, cominciano tutte, quindi piano piano Adesso vi dividete ulteriormente a metà, cominciano a che sia piangere. anche maniera E un'altra maniera per capire che non c'è la regina è che quando loro sono orfane tendono prima di cominciare loro le api a deporre le uova, lì siamo allo stadio finale, prima che le api cominciano a deporre le uova, cominciano a tirare cupolini da disperate sul polline. Il polline ha la sostanza proteica, per loro rappresenta forse diciamo la base di una larva e quindi tendono a costruire, vedete, qua si vede molto bene che è anche difficile trovarli così evidenti. Questi cupolini qua che sembrano cupolini di regina, se noi andiamo a controllare, voi vedete che sono costruiti sul polline. In più vediamo che dentro questo cupolino ci sono già delle uova. Questo vuol dire che ci sono già delle figliatrici. Adesso se noi cerchiamo con molta pazienza potremmo anche avere la fortuna tremendissima di vedere cose che non vedrete mai nella vostra vita, cioè vedere un'ape che depone. Allora questo fenomeno di api che vengono nere, diciamo il fatto di non avere la regina scatena un mare di problemi nella famiglia, fra cui il crescere di questo virus della paralisi in una maniera impressionante. Qua si vede bene che c'è il polline, ci sono delle uova deposte dalle api. Se lui riesce a vedere in primo piano poi ve lo farò vedere perché da lontano è difficile. Adesso si sente già la famiglia che fa rumore, che piange. Non sarebbe meglio rompergli i cupolini? No, quelle lì non c'è niente, c'hanno le uova di api. Okay. Quelli sono uova di api. Se qui guardiamo, qua c'è già della covata, no? Dice, ah porco cane, si sono fatte la regina, no? In realtà questa qua è covata di api, è covata di figliatrici. È una situazione, diciamo, all'ultimo stadio di una famiglia che non ha più la regina. Per disperazione le api cominciano a deporre, magari fra un po' potremo anche trovare delle celle allevate, adesso vediamo, allevate proprio sulla covata maschile. Uno si illude, in realtà non dà niente perché sono uova che danno origine solo a fuchi. Quindi se noi veniamo a vedere qua fra 8-10 giorni vedremo tutta una covata piena di gnocchetti che sono i fuchi che vengono dalle uova delle api. Come si fa a distinguere se sono deposizioni dell'ape regina o delle altre api? Allora, il sistema è abbastanza semplice. La regina normalmente se sta bene depone un uovo per cella.
mentre le figliatrici ne depongono molti, perché sono molte le api che depongono e ognuna depone il suo uovo, quindi noi, se noi andiamo a cercare la covata, troveremo le cellette con tante uova dentro. Quello è segno che sono le api che depongono e non una regina. Adesso vediamo se le cerchiamo qua in un posto isolato dove hanno appena cominciato, ci vedo anche poco. E quante possono essere quindi queste api figliatrici? Le api figliatrici possono essere sempre parecchie. Vi faccio vedere una cella. Tu riesci a vederla questa cella? Dov'è? Questa cella qua che ho aperto, vedi? Ho aperto una cella, si vede molto bene. Te la metto a favore ci vedi dentro? Sì, abbastanza. Che ci sono 5-6 uova lì dentro. Sì. Li vedi? Perché normalmente, adesso l'apro del tutto così vedete anche voi, poi si può vedere quella cella lì aperta che ci sono 4-5 uova, cosa che non fa mai la regina. Vedete quella cella lì aperta, la metto lì al sole che si vede bene. E ci sono 4-5 uova belle bianchette, lì si vedono molto bene, le vedete? Quello è il segno che sono le api che depongono e non la regina, quindi quella covata. Quella regina non c'è. Quella covata lì è covata maschile. Allora in questo caso cosa fanno gli apicoltori? Disperatamente comprano una regina e gli mettono una regina. Le figliatrici fanno fatica ad accettarla, quasi mai la accettano. Quindi uno ne prende un'altra e la rimette dentro nella speranza di salvare la famiglia. Allora, in questo caso purtroppo la famiglia è persa, nel senso che è difficile separare le api che depongono da quelle che non depongono. Allora io suggerisco sempre l'unica soluzione in questo caso, che è il caso più drammatico che vi può capitare, diciamo, finita la sciamatura primaverile, che è la cassa che va orfana, magari va orfana pertanto fino a che cominciano a deporre le api e eliminarla. Quindi bisogna prendere tutti i favi, sbattere dentro le api e i favi passarli un giorno per il freezer. Cosa succede? In un giorno in un freezer muore la covata aperta, muoiono le uova, muore tutto. Le api li si lasciano dentro e la sera mezzo bicchiere di benzina e si eliminano. Così si evitano danni e spese inutili. Perché? Perché se noi andiamo a sbattere là, loro entrano di qua di là, figliatrici danneggiano anche le regine delle casse vicine. Fatta questa operazione prendiamo la cassetta, la laviamo che perda puzza di benzina, dopo 2 giorni ci prendiamo una regina da chi le vende, prendiamo 2 favetti di covata da un'altra cassa, li rimettiamo lì dentro e gli diamo la gabbietta e la famiglia riparte. Quando hanno accettato la regina, che normalmente 2 favi di covata la accettano senza problemi, andiamo a prendere i favi che abbiamo messi in freezer, possiamo anche toglierli dopo un giorno o 2. Lì la covata e le uova sono morte tutte, possiamo aggiungerli alla famiglia e piano piano alimentando la famiglia ritorna piena. Non c'è altra possibilità di recuperare quella cassa lì, perché tutte le altre operazioni, quei favi lì non vanno dati alle altre api, perché essendoci covata le altre api si affaticano ad allevare questa covata, però poi sono fuchi, quindi è una covata che è una gran perdita di tempo e di fatica di alimentazione. Quindi quella covata lì va ammazzata, i favi che sono buoni vanno riutilizzati, però rifacendo una famigliola con una regina nuova. Qual è il tempo limite per non perderla? Cioè io per esempio adesso ce l'ho orfana da quasi un mese. Quella già le figliatrici probabilmente troverai già anche covata. Normalmente se non avete voglia di prendere una regina, quando trovate una famiglia orfana, che magari la vedete anche piangere, gli passate subito un favetto di covata da un'altra cassa. Magari glielo passate sbattendo le api, cioè dandogli proprio la covata aperta, nuda. Allora se c'è una regina vergine o una regina nuova non succede niente, allevano la covata e la famiglia si allarga. Se invece la famiglia è orfana, cominciano a tirare delle celle, questa volta sì sulla covata buona, cioè sulla covata femminile, e da lì nascerà una regina, quindi l'orfano impiegherà tempo a riprendersi, però può ripartire facendosi una regina. Ma quindi adesso con le tempistiche mie è già persa oppure posso provare? Potrebbe anche essere già persa, perché se ci sono le api che depongono,
che quelle api lì continuano a deporre almeno per un mese, 40 giorni, quindi anche se tu metti una regina, ci sarà una regina che depone e le api che depongono, quindi ci sarà tutta una covata mista, maschile e femminile, creando un stress tremendo alla famiglia, perché poi le api calano e i fuchi non allevano niente, nascono ma non allevano niente, quindi non è un vantaggio per la famiglia ma una perdita. Una domanda che avevo io invece era che avevo un'arnia orfana e aveva fatto vari telaini con le celle da regina. Allora io ho diviso 2 telaini con 2 celle da regina, ho diviso le scorte, insomma ho messo 3 e 4 telaini e sono nate tutte e 2, avevo lasciato le 2 celle da regina e sono nate. E lunedì, martedì sono andato e le ho viste aperte, quindi sono nate. Però non ho visto né tracce di regina né uova e ho chiesto a Gerardo mi ha detto di controllare questo fine settimana, lunedì e martedì della settimana scorsa. Tu tieni conto che una regina per deporre impiega, da quando è nata, ci impiega almeno 10 giorni. Okay. Tieni conto del maltempo, che quindi può ritardare la fecondazione anche di 2, 3, 4 giorni. Quindi potrebbero deporre a 12-13 giorni dalla nascita. Quindi io adesso dovrei guardarlo questo fine settimana, vedere se ci sono le uova, se c'è la regina e se non c'è devo... No, tu devi calcolare da quando hai visto nate le regine almeno 10 giorni. Okay. Perché prima la vergine è difficile trovarla, se uno ha poca pratica è ancora più difficile, quindi non è una pratica consigliabile, insomma. E bisogna aspettare, naturalmente ti accorgi se c'è o non c'è, perché dopo un po' tu vedi che la famiglia ha tutto un atteggiamento che piange, che fa rumore, che fa vedere questa ghiandola. Allora vuol dire che potrebbe anche essere orfana, ma non anche no, perché qualche volta piangono anche se uno le maneggia troppo. Cioè se continua con le mani avanti e indietro, allora le api si stressano e cominciano a piangere. Però normalmente l'orecchio esperto se ne accorge subito. Tu aspetti 10 giorni e dopo casomai o ci metti una gabbietta con una regina nuova o ci dai covata ancora, insomma. Ma io avevo sentito di sbatterle anche distanti dalle casette. Sì, adesso quello che ti ho appena detto, faccio vedere se riesco a trovare quella furba. Se riesco a trovare quella furba. È difficile. Se trovo quella furba ti faccio capire perché non serve sbatterle, anche se scrivono che bisogna sbatterle. Vedete, questa qua è una cella, c'è una larva con una pappa reale. Allora uno dice, porco cane che culo, si stanno facendo la regina, no? In realtà non è vero per niente, perché se noi andiamo a controllare le altre celle, anche qui si stanno tirando una cella con la pappa, però se vediamo che l'origine ci sono un mare di uova, perché questa larva è originata da un uovo di ape e quindi darà origine a un fuco, loro la opercolano e poco dopo però il fuchetto, visto che la pappa non è il suo alimento, muore, quindi si trova dentro una larvicina di fuchetto dentro la cella opercolata. E quindi bisogna stare all'occhio quando si vedono celle ed è un bel po' che non c'è covata, non c'è la regina, che non siano proprio celle. Qua c'è proprio una lezione su sta cassetta qua, si trovano celle allevate sulla covata maschile. Se andiamo avanti, se trovo l'ape che depone. Ma i bicchieri di benzina invece diceva da Mezzo? bisogna Per ammazzarle? solo per la casetta? No, basta versare e chiudere, muoiono immediatamente. C'è un sulfito. Sto cercando un'ape che depone per farvela vedere. Cioè le api che qua c'è tutta covata maschile, tutta covata, però tutta covata maschile, quindi questo è orfano da molto. Se tu guardi, vedi, loro fanno celle un po' dappertutto, vedi anche qua. No. C'è una cella con 4, 5, 6 uova qua dentro, quindi voglio dire è un tentativo disperato che fanno di allevare qualcosa. Allora le api che depongono non sono queste qua, dicono queste qua tremano, no, tu le sbatti per terra, non tornano più a casa e sei salvo, no, così dice il libro, no, la teoria. Tu le butti per terra, non tornano più a casa, così è scritto nei libri, in realtà è una balla.
perché chi ha scritto quei libri lì non ha mai guardato le api, le ha copiati da altri libri. Le api che depongono mangiano papa reale. Secondo voi un'ape così disgraziata, così malmessa, mangia papa reale? Ma se voi mangiate papa reale per tornare in forma, no? Questa qua se mangiasse papa reale sarebbe bene più in forma di così, no? In realtà le api che depongono sono molto belle perché vengono alimentate a papa reale. E quindi quando voi le sbattete anche a 100 metri, quelle che tornano a casa sono proprio quelle che depongono. Quindi se voi togliete la cassetta, loro cosa fanno? Si dividono sulle altre ed entrando nelle altre mettono a rischio la regina, perché depongono anche loro, quindi mettono a rischio la regina delle altre cassette. Questo è molto avanti, è difficile. Io adesso per fortuna che ho un cellulare e si riescono a beccare. Allora l'ape che voi avete mai visto la regina quando depone? Sì, entra col culo e apre le ali all'aperto nel favo. Ecco, le api che depongono fanno uguale, entrano e qualche volta non ci arrivano neanche in fondo, quindi troverete le uova magari anche a metà cella. Aprono le ali, le fate uscire, le prendete e vedete che sono api bellissime. Qua siamo già avanti, se uno la guarda dice guarda che bella covata, no? In realtà quando la cominciano, stanno percolando, per esempio qua, ce n'era uno, eccolo qua. Sembrerebbe una cella femminile, se noi la andiamo a aprire. Vediamo che questa non è una larva che diventa ape, perché sono molto più bianche, molto più grandi. Questo qua è un maschietto che ha mangiato papa reale, è rimasto piccolo e fra un po' muore perché non ha raggiunto le sue dimensioni. Altri invece vengono alimentati ad acqua e miele, quelli invece loro li fanno la cella a tubetto e quelli nascono i maschietti, non è che non nascono, però diciamo che per recuperare la cassa è tempo perso. Ma quindi non ho capito, la benzina serve per uccidere le api? Certo. Ah, quindi praticamente di qua non resteranno le api? Niente, si deve rifare la famiglia. Da zero? Da zero. Cioè l'alternativa qual è? Mi dica un'alternativa. Provare a mettere un favo da un altro, però si è detto che non si può mettere la regina. Lei pensa che quelle api lì che depongono sono disposte ad allevare un'altra regina che le sostituisca e le faccia sparire? No. Adesso sono loro padrone, quindi no. Mettere una regina, sono loro padrone, è difficile che accettino una regina nuova. E lasciarle così e vedere che cosa succede? Beh, lo sappiamo già, muoiono e poi vengono saccheggiate, succede un casino, poi vengono le tarme e dice porco cane, le tarme mi hanno mangiato la cassetta, come fosse colpa delle tarme, colpa dell'apicoltore che è un bel po' di tempo che non li sta sopra, diciamo, adeguatamente. L'unica per dire mi salvo la famiglia è quella lì, perché intanto i favi, se sono buoni, sono la culla delle api, no? Quindi salvare i favi è già fondamentale. Per salvarli bisogna ammassare tutta la covata maschile che c'è. Dopodiché, con 2 favetti di covata presi dalle altre casse e una regina, si rifà la famiglia. Certamente che non va in produzione, però è un bel po' che uno la trascura quando la famiglia arriva in quella situazione lì. Ma si fa a tempo questo periodo? Cioè... Sì, per i siami si possono fare anche in agosto, non è che... Perché noi dobbiamo considerare che non è uno siame che uno fa e deve crescere, costruire, è uno siame a cui diamo già il nido fatto. Quando hanno preso le regine e quindi sono in grado di difendersi, uno aggiunge i favi, c'è un po' di miele, c'è polline, quindi la famigliola cresce rapidamente senza problemi. Ma c'è tempo anche in montagna? Anche in montagna. Quella lì forse sta covando, c'è il culo che andava. No. Queste qua stanno alimentando, però proprio si vedono con la testa fuori, è difficile, non è che
Queste qua sono già a uno stadio avanzato dove è difficile trovare anche posto da fare le uova, perché vedete continuano a tirar cieli da tutte le parti con un mare di uova, quindi Ma ci sono pochi fuchi nati, no? qua pochi fuchi, no, ci sono fuchi, quelli avanzati della primavera. Ma non pungono mai queste api. No, quando sono in quello stato lì sono, Per quello, sono disperate, malate. sì, sono disperate. No. Allora abbiamo capito che questa è la situazione, diciamo, peggiore che può capitare, però è normale, cioè nel senso che la famiglia si ama e poi il cepo va orfano perché si perde la regina, è persa la regina e Sul conflitto mi fate una domanda, no? Hai detto che il nutritore lo metti sempre il diaframma qua sulla sinistra, no? Io un po' per abitudine, per comodità, quando ho visto così, se ce l'ho qua, poi alla fine lo metto là per non doverli rimuovere tutti, no? Alle api gli interessa qualcosa oppure gli si fa un dispetto? Allora diciamo che se tu a pranzo mangi qua, a cena mangi là, poi a pranzo il giorno dopo mangi qua. Si tratta solo che i 9 favi sono spostati di un favo o meno. È la stessa casa e la stessa tavola. Allora loro sono molto ordinate, sono sistematiche e sanno tutte com'è organizzata la cassa. Quindi sempre rispettare l'ordine. Allora, cos'è che succede? Per esempio nel favo a parete loro ci mettono scorte e polline, mentre nel favo super nutritore, che è un favo caldo, perché il nutritore è quasi come il polistirolo, ci fanno covata. Allora se uno inverte, cos'è che succede? Che arriva la covata a parete che non sta bene, mentre il nutritore che è caldo spingerebbe le api a farli covata nel favo che invece hanno scorte di polline e miele. Quindi è scombinare l'organizzazione della famiglia. Però se uso il diaframma questo non succede perché è un fondo di legno. Sì, ma il discorso è lo stesso, cioè loro si organizzano in una certa maniera e sta bene il loro ordine. Io quando avevo i dipendenti rumeni dovevo fargli sempre il lavaggio del cervello anche quando facevamo i siami, di mettere i favi sempre nel loro ordine, perché loro ce l'hanno fatti così perché hanno nella loro mente un'organizzazione e metterli nel loro ordine vuol dire facilitarle nel loro lavoro. Mi scusi, io nella casetta che ho non ho un nutritore, no? E a me hanno detto di individuare 2 telai col muro di polline e metterli uno a destra e l'altro a sinistra perché la regina si muove tra i 2 muri di polline. Allora il muro di polline è un linguaggio, è un linguaggio libresco, perché in realtà bisogna guardare le famiglie nell'arco della stagione. Allora può capitare che uno per esempio c'è sul castagno, fanno 8 giorni di polline e ti fanno dei pacchi di polline in mezzo al nido che non ha senso buttarlo a lato, perché poi loro lo mangiano per allevare covata. Mentre quello che depongono ai lati, se voi vedete, questa qua, lo vediamo su un'altra cassa, loro cos'è che fanno? Lo mettono ai lati, poi ci mettono un po' di miele e lo trasformano in pane di api e poi se va bene lo opercolano. Quindi quello è polline che serve in primavera dell'anno dopo e loro lo fanno sistematicamente quel lavoro lì. Se noi li facciamo un lavoro così coi favi, c'hanno una confusione in testa e una confusione nella famiglia che porta sicuramente a un disagio e qualche volta anche a produzione minore, perché se lo facciamo in primavera può succedere che la famiglia sia spinta a far celle reali, per esempio, perché la famiglia gli viene disorganizzata, perché può capitare che uno sposta il favo di polline a lato, però magari c'è una rosetta di covata o si raffredda o lì è molto lontana dal caldo della regina e tendono a fare le celle perché si sentono orfani in quella zona lì. Quindi quelle operazioni lì, quando la famiglia è partita che avete messo 1, 2 o 3 fogli ceri in mezzo costruiti con la covata, la famiglia va lasciata organizzata come si organizza lei per tutta la stagione. Guarda, se noi guardiamo uno normale va. Quindi non è mai consigliabile spostare il telaio all'interno, tipo girare No, il telaio vuoto, metterlo vicino alla covata? Allora, normalmente se fate costruire i fogli ceri perché vengano fatti bene, bisognerebbe
uno alla volta, tagliare 2 favi di covata interi e alimentare, perché poi il tempo un giorno è bello, un giorno è brutto. In quella maniera lì durante la notte loro tirano tutto il foglio cereo, la regina ci depone e quel foglio lì diventa un favo fatto bene. Se noi li mettiamo a lato, un po' li fanno, un po' non li fanno, poi magari ci fanno una bella rosa di covata maschile perché un giorno viene un po' di importazione, quindi li rovinano. Quindi passarli in mezzo vuol dire handicapare di più la famiglia, vuol dire passarli in mezzo della covata maschile. La covata maschile sta bene che la facciano agli angoli dove non rompe le balle e la fanno quando la famiglia è robusta, insomma. Se uno gliela mette quella rosetta di covata maschile in mezzo, quando loro vanno a fare la prima covata allevano anche fuchi, però è un'energia persa, insomma, per la famiglia, soprattutto in primavera. Un'altra domanda, se ho una famiglia che non mi ha mai fatto celle da regina, In questo periodo possiamo anche evitare, insomma, di andare se sono col melario sopra e non hanno mai avuto problemi? Sì, andrai a vedere se almeno portano miele. Sì, questo. Già. No, normalmente una famiglia, se non ha sciamato, se ha miele nel melario e c'è il melario pieno di api, no, neanche noi andiamo a guardare sotto, casomai aggiungiamo melari, perché quando la famiglia è tranquilla lo si vede bene perché sono tutte nel melario, magari il melario sbianca, quindi si vede che sono in attività, che volano, quindi non c'è bisogno di andare a guardare il nido, guardare quanta covata che c'è, se la regina depone, perché è evidente dal fatto che lavora. In primavera si guarda sotto perché bisogna controllare lo sviluppo, livellare, per passare covata da una cassa all'altra, bisogna controllare le celle reali là dal 20 di aprile fino a quando viene la caccia. E allora sì, si guarda telaino per telaino, quindi diciamo si lavora molto nel nido. Dopo, quando la famiglia è passato il periodo della sciamatura, quindi dopo metà maggio, sotto, salvo casi particolari che uno non vede più api nel melario, dice cosa è successo, e allora guarda sotto. Dopo guarda sotto quando deve fare il blocco della covata oppure deve cambiare. Fa un programma di cambio di regine, un tot ogni 15 giorni, un tot a settimana. Non so quanto uno cazzo può avere, 5 o 50, fa il suo programma e ne cambia, e allora le guarda sotto chiaramente perché ha le date delle regine scritte nel coprifavo, sa quelle che sono di 2 anni che sono comunque da cambiare e allora comincia a intervenire per tempo. Adesso guardiamo una cassa normale, speriamo sia normale. Come sempre si apre con delicatezza, io non so cosa c'è qua dentro, però c'è un colpetto di fumo, ma c'è un po' di miele sicuramente. Questa qua è una cassa che è normale, nel senso che ha le sue api, c'è un po' di miele, c'è la sua popolazione. Questa in teoria non ha bisogno di essere controllata sotto, è nel periodo della produzione e si lascia produrre, insomma. Uno, se proprio è curioso, controlla lo stato del miele, visto che c'è un po' di miele, si vede che hanno portato qualcosina, cominciano a percolare. Non grande abbondanza, poi uno prende la leva, fa così, lo assaggia e stabilisce l'origine del miele, quindi può essere melata, può essere tiglio, può essere acacia, può essere tarassaco, può essere castagno, può essere un buon millefiori normale come questo, insomma, che non sa per niente di tiglio, però è un buon millefiori normale. Dopodiché dice, ho fatto un po' di millefiori, se no succede che uno vende la caccia nera, vende il castagno nero, vende il tarassaco bianco, cioè, bisogna imparare ad assaggiare e a riconoscere anche per capire dove le api lavorano. Si sente appena alla fine una puntina di tiglio, ma appena. Si fa sempre quel petto di fumo. Io uso le cicca perché non mordono, ma voi usate tranquillamente il fumicatore, non troppo fumo perché le irrita. Poi fate quel petto di fumo e loro vanno giù.
Allora normalmente cosa si fa? Una cassa si controllano le scorte e qua le vediamo. Vedete che sul bel nutritore hanno fatto la covata. Qua non si vede, ma si vede di qua. Perché il nutritore è una zona calda. Se noi spostiamo il nutritore, come si diceva prima, di qua, cosa che facciamo? Andiamo a mettere la covata a parete. La parete è molto più fredda del nutritore di plastica. Oltretutto gli creiamo la confusione dell'accumulo di polline. Adesso vediamo dalla parte di qua se Gianni ha fatto l'operazione classica che non va bene, cioè di spostare il nutritore dalla parte di qua alla parte di là. Allora normalmente non serve cercare la regina, invece l'apicoltore quella fa la prima cosa che cerca c'è la regina, invece in primavera in particolare si cerca di vedere lo sviluppo, l'estensione della covata, eventuale tendenza a sciamare. Cosa è successo qua? Sta sciamando? Se io ho messo davanti, di fianco. Allora, vedete la regina quando è marchiata si vede subito. Naturalmente ascoltandomi lui è venuto a vedere Milan e ha imparato tela di lala. Vedete che c'è l'ala destra tagliata. C'è l'ala destra tagliata, questo per nell'eventualità della sciamatura, se è pulito magari uno ha anche il culo di trovarla per terra con un pizzico di api, altrimenti diciamo la famiglia rimane orfana, però nel contempo uno ha un piccolo allevamento, 2 o 3 telaini buttati lì con una cella e c'ha delle regine di scorta, quindi la famiglia non si svuota, gli si dà una nuova regina e rimane in produzione. Questa qua è la classica regina che aveva anche mio padre. E chi è che regina lì? Questa qua? Casa madre. Scusatemi se vi passo davanti, scusatemi. Da questa Melario. In pieno qua dei moscegotti. No, basta preoccupare, siamo in campagna. Allora adesso abbiamo visto la regina, non abbiamo visto tutto, no? Nel senso che soprattutto in primavera andiamo a controllare l'estensione della covata. Allora quando una regina mantiene il suo standard di covata è una regina che è a posto, insomma. In primavera se comincia a avere più di 6-7 favi, cosa si fa? Si prende un bel favo di covato percolato e si passa a una famigliola che magari è un po' più indietro, che è su 3-4, in maniera che questa va un po' meno in sciamatura e quella più piccola prende forza e riesce ad andare in produzione. Importante è anche l'aggressività. Adesso qua scusa che vengano regine da tutte le parti d'Italia, molto spesso mi dicono gli apicoltori sono regine e famiglie molto aggressive e questo è un pericolo per l'apicoltore e anche per i vicini, perché le api non è che vanno via dritte, qualche volta vanno via basse, c'è il vicino che c'ha l'orto, c'è quello che c'ha il campo di fieno, c'è quello che c'ha le viti di sotto, vanno a battere. L'importante è che siano il meno aggressivi possibile. Logicamente le api pungono perché il pungere è difendere cara loro, insomma. Poi saranno come le vostre, poi ci sono regine che tengono, diciamo, la covata un po' più stretta, ce ne sono di quelle che la fanno quadrata, però no, diciamo ai fini della produzione non è che cambia molto. Avete visto che l'apicoltore ha fatto costruire i foliceri nella parte centrale. Perché? Ecco qua, per esempio qua sta facendo una tavola di polline, magari c'è qualche fioritura particolare, però questo polline non è che va buttato a lato, va lasciato lì perché loro dopo fra un po' lo mangiano e trasformano tutto in covata. Adesso siamo anche in un periodo critico
questo telaino è stato messo di lato, ce n'è una che ce l'ha col mio naso, quindi vedete che il favo è un po' calato, vedete, si è stirato. L'anno prossimo qua la regina farà tutta covata maschile. Perché? Perché quando in primavera trova le celle stirate, qua si vede bene, no, che è precipitato verso il basso, perché evidentemente ci hanno messo il miele mettendolo di lato e quindi il peso l'ha fatto scivolare verso il basso. Il telaino quando lo si fa è un atteggiamento di prudenza, però normalmente quando si fa costruire è meglio uno alla volta buttarli in mezzo in maniera che ci facciano la covata subito. Ecco qua la riprova. Quando il telaino nuovo si muove, loro ci vanno subito a fare covata maschile. Quindi pur avendo un favo nuovo, a motivo della nostra tecnica, loro l'hanno rovinato, perché hanno trovato le celle stirate e ne hanno approfittato per fare covata maschile. Ora l'importante è non allevare fuchi, sì, ma non allevarne troppi, perché se noi ne alleviamo troppi alleviamo anche varroa e quindi chiaramente sovraccarichiamo la famiglia di infezione. Quindi l'importante è che il fuoco loro lo facciano qua negli angoletti davanti e dietro, ne fanno una quantità contenuta, visto che sono sufficienti per le regine che esistono in natura, le vostre e quelle degli altri, e non serve che ne facciano un mare in mezzo. Se ne fanno troppe bisogna segnare i favi e poi sostituirli. Allora adesso vi faccio far vedere, adesso andiamo di là, poi torniamo indietro che andiamo avanti con il chiacchiere. Normalmente questa è la zona della covata maschile, dove devono fare i fuchi qua e qua. Vedete queste celle, sono tutte celle maschili. Devono fare delle zone, diciamo, dove non viene elevata covata femminile. Si vedono bene le celle. Chiaramente che se le api si trovano una bella rosa di favo rovinato in mezzo, fanno il fuoco lì, però non è produttivo. E poi i fuchi, mentre da una varroa su un'ape ne escono 2, in un fuoco ne escono 6-7, perché il fuoco nasce dopo 27 giorni, quindi la varroa che entra continua a deporre e continua ad allevare figlie. Quindi il fuoco varroizzato esce con 5, 6, 7 varroe mature. Allora adesso siamo arrivati, anche questo è nuovo, questo qua per fortuna non è stirato. Ah no, guarda, basta che si stiri un po', che col miele cala e subito ci fanno la covata maschile, si vede bene che sono maschietti questi qua. Questi sono maschietti belli, non quello là piccolo che abbiamo visto di là, questi sono maschietti alimentati giusti, belli cicciotti, poi diventano fuchi come questi qua, insomma. Bisogna eliminarlo? No, bisogna segnare il favo che ne ha troppa covata maschile. Allora come si fa a segnarlo? Uno quando la visita in primavera, in estate, mi fa così, tac, tac, tac. Quei segni lì adesso si vedono poco, però loro li propolizzano. Quindi uno quando va a visitare la cassa successivamente o quando deve fare il blocco, che adesso ne parliamo, trova subito il favo 2 segnati, sa che quelli lì sono da scartare e quindi si organizza adeguatamente. Allora adesso andiamo avanti. Adesso arriviamo a metà luglio, finita la stagione, per fare il blocco della covata. Il blocco della covata serve per controllare la varroa, sapete che il nemico più grosso che abbiamo sempre e comunque è la varroa. Ma scusi la domanda, adesso che ha tirato fuori il fuoco la larva, Sì. dopo muore oppure... La larva? Sì. La mangiano? Ah, ok.
La mangiano e riciclano. Mangiano e riciclano. Vai. E allora si vede bene il fenomeno del nutritore che va di qua e di là. Allora c'è la rosetta di covata di là e la rosetta di covata di qua. Sbilanciando l'organizzazione, no? Se noi lasciamo sempre uno da una parte, loro non ci fanno più covata e lo riempiono di polline. Il polline che viene conservato, che è il famoso pane di api, qua non si vede ancora perché se continuiamo a spostare non si vede, che è un polline particolare. Vediamo se riesco. Non si riesce a vedere qua. Aspetta, vediamo il favo prima. Avete capito cosa succede quando spostiamo il nutritore di qua, di là, di qua, di là? Disorganizziamo la famiglia. Peccato questa lezione qua sia arrivato così tardi. Allora, non importa, lasciamo perdere. Arriviamo a metà luglio. Praticamente vedete, no, che stiamo qua 10 minuti invece che 3 minuti, cominciano a innervosirsi. È normale, no? Perché ci siamo davanti. è casa loro e quindi. Allora il blocco della covata, no, per ammazzare la varroa ci sono tanti sistemi. C'è il sistema chimico che noi diciamo abbiamo in parte tralasciato perché crea resistenza, non funziona così bene e non ci dà sicurezza sulla ripartenza. Allora abbiamo optato già da alcuni anni al blocco della covata, diciamo per far sì che tutta la varroa esca. Il blocco della covata vuol dire impedire alla regina di deporre. Allora all'inizio 10 anni fa si faceva con la gabbietta, si metteva la regina in gabbietta e si lasciava lì 20 giorni in gabbietta in maniera che non esce su la covata. Allora tutto bene fino a lì, si faceva un bel trattamento di ossalico con 50-60 cc in base alla popolazione, se è una famigliola del 5 si fa 20-30 cc, se è una bella famigliona 50-60 cc di ossalico liquido. Il problema era quando uno andava a liberare la regina, no? Che siamo ancora in piena stagione, la regina è sgonfia, le api sono nervose senza covata e le famiglie vanno orfane, nel senso che la regina corre, le api la aggrediscono perché corre e senza ormoni perché non depone e molte regine non riescono a ripartire perché le api le maltrattano fino ad ammazzarle. E quello era un blocco passivo. E ora abbiamo optato già da parecchi anni col blocco attivo, cioè blocchiamo la covata, però teniamo la regina attiva, nel senso che continua a deporre. E ora è il sistema, diciamo, che abbiamo insegnato, che abbiamo usato per molti anni, quello della cornice, cioè, ecco qua. Quando te che segni il blocco, sì. il profumo cambia. Sì. Allora, praticamente, quando voi togliete il melario avete la griglia scudio regina. Devo prendermi da via, devo subito togliere questa. Ecco qua. Poi avete tolto il melario, metà luglio, zac, avete la griglia. Allora cosa si fa? Si toglie la griglia, visto che non c'è il melario. Il favo che ha segnato ce l'abbiamo. Ci procuriamo o una gabbietta o questi barattolini qua, li vedete? E cerchiamo la regina. Prendiamo la regina, era qua, sarà ancora qua, adesso non vado a rompere le balle. Prendiamo la regina, la mettiamo qua dentro e facciamo così, zac, e teniamo là. Dopodiché sfigliamo il favo che abbiamo deciso di scartare, adesso io ne prendo uno a caso giusto per farvi vedere. Qua. Facciamo molto veloce. Lì c'è un po' di covata lì, no? Quindi abbiamo già visto che c'è un po' di. Basta un po' di covata, non serve tanta. E comunque serve eliminare il favo che abbiamo segnato, quello che ha le rose di covata così. Prendiamo la nostra cornice. Questa qua vedete è una cornice, è roba che ho inventato io, che però adesso è copiata dappertutto, che rende l'operazione molto economica. Perché basta questa cornice qua, la griglia è nostra, i favo sono nostri, le regine sono nostre, quindi non c'è materiale particolare. Noi prendiamo il nostro favo, vedete che c'è un po' di covata, non serve tanta, basta un po' di covata,
Lo mettiamo così, lo infiliamo dentro di qua e lo appoggiamo sulla stecchetta. Adesso quelli che hanno copiato gli fanno un dente alto, uno basso, gli fanno le viti di sostegno, cioè copiare su quello già fatto è facile, no? Modificare. A questo punto prendiamo la nostra resina, tac, le buttiamo lì dentro e in mezzo alle sue api, lei cammina in mezzo alle api, prendiamo il coprifavo, lo mettiamo sopra a rovescio, non si può, c'è un mucchio di api, mettiamo il coprifavo a rovescio e il tetto lo mettiamo a spiovente, così. Questo per creare una camera d'aria sopra la covata. La regina continua a covare tranquillamente, quindi se qua c'è una rosetta, dopo 17, 18, 19 giorni avrà fatto tutto un bel favo di covata. Nel contempo tutta la covata sotto è nata e tutta la varroa eventuale, una buona parte della varroa che c'era sotto nella covata viene dentro in questa covata. Quindi se noi facciamo nascere dopo questo favo, dopo 20 giorni vediamo che nascono un mucchio di varroa su questo favo. Passati, si scrive nel tetto BL, blocco la data. All'inizio dicevamo di tenere lì 20 giorni, 21, all'inizio dicevano 25, adesso facciamo 18 giorni. Dopo 18 giorni che si fa? Si toglie il coprifavo, si sta attento che non ci sia la regina nel coprifavo, la si riprende. Se qua non la prende, dentro lì, è bella gonfia, facile prenderla. Uno la mette qua dentro, prende il favo. Non è possibile che il favo coearsi? Sì, fa un po' di pancia, però loro covata che la fanno lo stesso. Qua un po' meno, la fanno qua e tutto sopra, quindi non c'è nessun problema. Prende il favo. Si toglie la griglia, si sbattono le api, la griglia la rimettiamo, questa, si prende il favo, tac, non lo sbatto perché sennò vi mordono, si sbattono giù le api e il favo si nasconde in una cassettina dentro il furgone. Questo è un favo che va bruciato, perché ci proverete anche voi una bella covata, peccato buttarla, è una covata che ha un mucchio di varroa, quindi un mucchio di virus, è difficile tirare fuori delle famigliole da quella covata lì. Io lo rimetto dentro chiaramente. Metterlo in freezer come nel caso dei focaioli? Vabbè, giusto, è un favo da scattare. Questo è un favo da scattare. Poi prendiamo la nostra regina. E scioglierlo invece? Scioglierlo invece, bruciarlo. Lo buttiamo lì dentro, lei corre giù. Allora quella regina lì è gonfia, è in mezzo alle sue api, non succede niente, praticamente passa sotto e comincia a deporre immediatamente. Questo dopo 18 giorni. Però dopo 18 giorni c'è ancora qualcosina di covata che deve nascere, qualcosina. Però intanto la regina riprende, fa già 2 o 3 rosette di covata. Dopo 4 giorni, quindi dopo al 22esimo, 23esimo giorno, torniamo, un bel trattamento di ossalico. A quel punto lì la famiglia è già tranquilla, è già organizzata, con tutte uova e qualche larvetta, perché sono passati 4 giorni, qualche larvetta che è nata, quindi è tranquillissima. Un bel trattamento di ossalico, tutta la varroa è fuori perché la covata è nata tutta a 22 giorni, però abbiamo anticipato la deposizione che ha tranquillizzato la famiglia, facciamo un bel trattamento, la varroa che c'è cade il 90-95% perché è caldo, facciamo un trattamento liquido e tutta è fuori, non ce n'è neanche una. Qualcuno si salva sempre perché sono fetenti, no? Noi vediamo un'ape, quando è gonfia la varroa viene esposta, ma se l'ape non è gonfia, vediamo un'ape che non è gonfia, loro si infilano dentro fra gli anelli e quindi quelle lì
le api hanno gli anelli che sono a filarmonica, che si infilano. Lei si infila fra un anello e l'altro, adesso non si vedono perché chiaramente qua a Varroa non ce n'è o pochissima, e quella lì è protetta, quindi qualcuno si salva sempre. Però intanto abbiamo liberato le famiglie del 90% di Varroa. Dopo cosa si fa? Normalmente noi consigliamo, mettiamo dentro un po' di roba, l'ho messo di qua perché metterlo di là mi viene da schifo. Mettiamo sopra un bel pacco di candito, un bel Sopra pacco. il coprifavo, proprio sopra? No, sopra lì. Quindi siamo tipo ad agosto in quel momento lì? Siamo in agosto, quindi momento di crisi totale, niente liquido, agire con una certa celerità, non abbiamo nessun materiale esposto. Uno eventualmente Così mettiamo la griglia, qua mettiamo un bel pacco da 2,5 kg o 5 kg di candito e rimettiamo il coprifavo sopra. Così la famiglia rialimenta api buone, fa delle bellissime api invernali e in più cominciamo a fare le scorte invernali. Già una parte di quel candito lì serve per alimentare la covata e una parte cominciano a fare le scorte. Dopo 20 giorni, quando le hanno mangiato, ricontrolliamo. Allora dopo 20 giorni, 25, cominciano a nascere le api nuove. In quel momento si può usare il liquido, ma il liquido denso 2-1, quello che vendono le latte, perché allora c'è stato il cambio. Allora le api vecchie hanno allevato la covata nuova e quella nuova è molto forte e riesce a immagazzinare quello che diamo. E questo va fatto fine agosto-settembre, perché le scorte vanno fatte fine agosto-settembre, non in ottobre, in novembre, in dicembre. Bisogna che le famiglie arrivino ai primi di ottobre che hanno già le loro scorte. Allora sospendono anche la covata, mentre se noi continuiamo a darla a mangiare, loro vanno avanti con quella covata fino a Natale. Quello non è un bene perché continuano ad allevare covata e ad allevare Varroa. Queste cornici hanno anche un foro che è chiuso con un tappo, che è questo foro qua. Da qua, quando è da metà novembre in poi, quando non c'è più covata, facciamo il trattamento col sublimato. Noi abbiamo un Sublinox, che adesso li usano tutti, che sono quelli che hanno il tubetto, si infila dentro il tubetto e si fa il trattamento, ne facciamo 2-3 trattamenti di sublimato. Allora siamo già nel periodo freddo, abbiamo già controllato che non ci sia più covata, in maniera che il trattamento sia efficace. Adesso l'evoluzione è anche ingabbiare la regina, però sono troppe cose da assimilare tutte assieme. Comunque da metà novembre in poi, quando non c'è più covata, sono pronte per fare il sublimato. Io normalmente suggerisco di fare almeno 3 trattamenti a distanza di 4 giorni. Questo per evitare che se qualche famiglia riparte con la covata non fa tempo a opercolarla e quindi comunque becchiamo quelle poche varroe che sono rimaste. Naturalmente se abbiamo il cassetto possiamo contarle, quindi vedremo che magari il primo trattamento ne cadano 20, 30, 10, il secondo 2, 3, il terzo 1, 2, 0, 0, 1, 2. Quello è il segno che la famiglia non è pulita, perché la varroa non si ammassa mai tutta, però ha un livello di infestazione talmente basso da permetterci di arrivare tranquillamente al 15 luglio dell'anno dopo senza dover fare interventi. Se voi leggete le riviste cominciano già a parlare che a marzo bisogna fare il zucchero, aprile il zucchero, fare i test per vedere quante varroe ci sono. Tutta roba inutile, perché se voi avete operato bene, cioè avete fatto i sublimati, in 3 sublimati a distanza di 4 giorni in assenza di covata, potete arrivare senza nessun test al 15 luglio, 20 luglio, quando è il momento di nuovo del blocco, senza che la famiglia abbia nessun segno particolare di sofferenza per quanto riguarda la varroa. La sofferenza la vedete perché quando la famiglia comincia ad avere varroa cominciate a vedere davanti api che camminano senza ali. Quello è un virus portato dalla varroa che fa sì che le api non riescano a fare le ali, quello delle ali deformi. Quando la famiglia è in quelle condizioni
già è una famiglia a rischio, perché vuol dire che c'è tanta varroa e soprattutto c'è tanto virus, perché normalmente poi la varroa uno riesce ad ammazzarla, però i virus ci vuole mesi e mesi perché le api riescono a liberarsene, e sono quelli che poi fanno morire le famiglie durante l'inverno o in primavera, sono piccolissime che non riescono a ripartire. Scusa, il trattamento sublimato non si può fare anche da qua? Si può fare anche da sotto, Cambia qualcosa? cioè io uso la cornice, ho insegnato a usare la cornice in questa maniera perché usando il Sublimox e tanti altri apparecchi adesso che sono tutti a imitazione del Sublimox, che hanno il tubetto, si fa davanti. Se lei deve fare 500-600 casse, deve fare un piegamento ogni cassa, c'ha la schiena che è finita, qua si lavora in piedi. Diciamo, ci sono vantaggi, diciamo, che magari con la cassetta 2.10 non si sentono, ma si sentono se uno ha molte cassette. Finiamo in fretta. Allora, marchiare le regine è un'operazione. Scusa una cosa, gentilmente, se uno c'è il discorso della varroa, se lo fa il trattamento a tutti oppure uno porta una famiglia che già è infestata, rischi di fare ammalare di nuovo tutte e di fare... Allora normalmente si fa sempre tutti assieme, sperando che più o meno in quelle date lo facciano anche gli altri. Il problema è che se c'è una famiglia orfana come questa, trascurata, tutti quei maschietti lì allevano varroa, poi quella lì viene saccheggiata e quindi quella varroa che c'è lì, che poi diventano centinaia e anche qualche migliaio, va tutta distribuita agli altri. Per questo che bisogna stare attenti alle famiglie orfane, anche alle proprie, oltre che a quelle degli altri. Infatti gli scambi, le associazioni, le informazioni sono per quello, per creare nell'ambiente la maggior sanità possibile, che tutti stiano bene, insomma, con le api senza avere troppi problemi. Bene, grazie. Allora adesso non toccherà a voi, non siete ancora pronti a marchiare le regine, comunque in associazione vendono il marchio, quando andate a prendere la mia bottiglietta per marchiarlo, sapete che ogni anno c'è il colore, marchiarla non è difficile, normalmente si fa un allenamento, prima si prova con i fuchi, poi si prova con le regine, poi si prova con le api, naturalmente anche le regine si prendono per un'ala, prese per un'ala si appoggiano prese così al dito e con il marchietto, io ho quello a pennarello fatto da me, vendono quelli con la bottiglietta che hanno come uno stecchino in punta, si tocca leggermente e rimane il marchio, si aspetta che si asciughi, ok, e dopodiché lo liberiamo, è fatto. Ma se le tocchiamo con le mani libere come fai te? Non ci pungono? No, guarda, sta pungendo. La regina non punge, ma neanche le api se prese bene, vedi che non ce la fanno a pungere. Fate con i fuchi, fate la prova, zac, e fate il puntino, aspettate un po' che si asciughi. Naturalmente marchiare le regine è un'operazione che non si fa adesso, cioè la fa chi è esperto, la si fa in primavera oppure quando uno ha la famigliola, che la regina ha appena cominciato a deporre, sono poche api, perché la regina poi puzza di diluente, di acetone, quindi le api tendono a morderla. Se è un momento di crisi ancora di più, quindi la marchiatura, primavera ci sono poche api, sono tranquille, hanno voglia di lavorare, quindi se avete delle regine che non sono marchiate, vi prendete il marchio della stagione prima naturalmente e la marchiate, perché ogni anno c'è il suo colore, l'anno scorso era verde, quest'anno è azzurro, ogni anno per 5 anni hanno 5 colori, quindi dal marchio, vabbè, serve per vedere l'età della regina, ma soprattutto serve per vedere la regina, perché in mezzo alle api una regina marchiata con un bel marchio brillante si riesce a individuare al primo passaggio, quindi ci si sta meno con le mani sopra la cassetta. È tutto chiaro? Normalmente poi noi facciamo la prova, diamo il marchio alla gente che prova a marchiare le api, non è il periodo perché a me non pungono, ma sicuramente se le prendete voi vi pungono, quindi non voglio provocarvi a farvi marchiare le regine. Dovremmo farlo con un fuco, però dovremmo tirare su di nuovo a casa, non voglio mica rompere le balle più di tanto. Comunque voi potete farlo con i fuchi, prendete per un'ala, i fuchi non mordono, così vi rendete conto quanta pressione fare, se è diluito abbastanza, giusto da rimanere, e poi bisogna sempre soffiarci su un po' in maniera che il diluente si asciughi in fretta e così puzza meno
e anche perché non perde il marchio stropinandosi la regina con le altre api quando le liberate. Non ci sono prodotti naturali che non puzzano. No, questo qua è vernice di carrozzeria, questo qua mangiano la regina ma non il colore, questo qua dura 4 anni senza problemi. Poi ci sono tanti colori, quelli dei pennarelli per esempio non vanno mica bene perché durano 1 mese 2 e dopo piano piano si tolgono dalla regina, quindi uno poi deve rimarchiare, quindi o prendete quelli che vendono in associazione o se no bisogna farselo, ma per voi basta prenderlo quelli che vendono, insomma. Io avrei una domanda. Il blocco così descritto può essere anche effettuato con i mielari in cima, cioè mettendo un altro scudo di regina fra la cornice e il mielario? Sì, se uno per esempio è costretto a fare il blocco perché vede che c'è varroa, può capitare. Oppure uno ha il dubbio, vuol dire voglio anticiparmi. Allora, se è in periodo di produzione, uno può mettere la cornice, mettere un'altra griglia, è un investimento che dura una vita, quindi diciamo il costo si paga una volta, però non è materiale che si perde come valore. Poi ci mette il melario sopra. Ma quindi il discorso della cassa d'aria che veniva detto prima di mettere il coprifavo girato. Ma io dicevo per il problema del miele, perché può capitare in certe zone fortunate che magari a metà luglio comincia la melata di metacalfa. Purtroppo non capita spesso da noi, però capitava anni addietro. E allora la melata di metacalfa è abbondante, va avanti tutto luglio, tutto agosto e quindi praticamente intaserebbero totalmente il nido, no? Mentre mettendoci il melario la famiglia quando si fa il blocco è ancora bella popolata, quindi loro bypassano la covata, loro allevano la covata lì e portano il miele sopra. Ho capito, grazie. E si può fare il Per trattamento? arieggiare di più ho visto là i miei amici siciliani che hanno potuto usare il sistema, loro usano il melario vuoto, cioè sopra la cornice invece di girare il coprifavo come facciamo noi, che poi non vengono mai 40 gradi, 45 come è da loro, mettono un melario vuoto e poi il coprifavo, così creano una sacca d'aria tale che protegge la regina senza problemi. Scusa, un'altra domanda, Sì, se sì. ci fosse questa produzione di questa mielata particolare e finché c'è il trattamento bisogna togliere il mielario prima? O si può fare anche col Diciamo miele? che allora, lo salico è un prodotto che ce n'è tantissimo nel miele. Nel trattamento ne va quasi niente perché si bagnano le api. Quindi non è una roba che loro ciucciano e dopo rigurgitano perché gli fa schifo, perché è un acido molto forte. Quindi non va a rovinare il miele? Quindi non rovina assolutamente il miele, anche se ci fosse uno avesse un melario con il miele può farlo salico sotto tranquillamente. Se avete domande ancora prima che cambio reparto, diciamo. Gli altri anni facevamo il marchio in primavera, a fine aprile, primi di maggio, allora passavo il pennarello e tutti ci provavano con un favo lì a marchiare le api, però adesso non mordono. Primavera no, quando tu metti un favo lì loro si gonfiano le api e allora uno le può prendere anche senza guanti, senza nessun problema. Adesso è un po' più complicato, comunque ci potete provare con i fuchi, prendete un favo che ha un po' di fuchi, prendete i fuchi e provate a marchiare loro prima di marchiare le regine, insomma, che il rischio qual è? Intanto bisogna non andare senza guanti, vendono anche delle retine che si possono bloccare e marchiare sopra, è un po' un traffico, però uno come alternativa sono dei cerchietti con una retina, uno quando individua la regina schiaccia sopra questo cerchietto, quindi blocca la regina e riesce comunque a marchiarla. Però normalmente bisogna farsi un po' di mano. Il rischio più grosso qual è? Che uno marchiando la regina faccia il bagno a tutta la regina, cioè sporchi di colore tutta la regina e quella lì qualche volta non riesce a sopravvivere perché sapete no, le api respirano, anche le regine hanno i polmoni, ce li hanno ogni
ogni anello c'è un buchetto, ce ne sono 6 buchi di qua e 6 buchi di là, e loro respirano facendo questo lavoro qua di pompaggio. Se il colore ti scappa giù che sporca l'addome della regina, la regina non riesce più a respirare, oppure se gli scappa giù che gli sporca le zampe, gli sporca all'interno del corsaletto, è diminuita nel suo movimento e quindi ha difficoltà a sopravvivere. Cioè sono gli errori che capitano normalmente, no? Quindi bisogna stare attenti, farsi una bella mano e quando si fa il marchio che sia bello pulito, casomai si prova prima, come faccio io, no? Si prova prima sull'unghia per vedere che non coli, che sia bello rotondo, dopodiché si marchia la regina. Infatti a me mi conoscono perché ho sempre le unghie marchiate. No, è fondamentale, perché quando uno va a toccare la regina non sa mai quanto colore corre giù, mentre se prima l'ha provato lì sull'unghia lì prima di marchiarla, sa che quello lì è il colore e la dimensione, la tocca e rimane marchiata. E poi il marchio deve essere non microscopico, deve avere una bella dimensione che prende il corsaletto in maniera che poi uno quando la va a cercare la vede proprio anche da cieco, insomma, in mezzo alle api. Anche se ha la maschera, perché quella maschera è più fatica a vedere. Va bene? Avete domande? Il taglio dell'ala? Il taglio dell'ala si fa alla stessa maniera. Noi abbiamo una forbicina che prende un'ape. Si fa alla stessa maniera. Si prende la regina per un'ala, così, la si fa appoggiare. Via, è scappato. Ecco, si tiene la regina e la si fa appoggiare, vedete che l'ala gli va sotto piano piano con la forbicina e si taglia via l'ala a quel punto lì, cioè a metà. Anche meno, in maniera che quando lei vola non riesce a volare perché va attorno. Bisogna stare attenti perché quando uno infila, vedete, anche la regina, no? Quando uno infila la forbicina lei la sente e quindi con la zampetta tenderebbe a toglierla, quindi bisogna stare attenti quando si infila la forbicina che non ci sia lì la zampetta, se non taglia via anche la zampetta e ora viene un po' menomata, lavora meno, insomma, la regina zoppa è sempre come un uomo, insomma, non zoppa. Se non c'ho la forbicina dietro perché non era previsto il taglio d'ala, forse ce l'ho dietro ma ce l'ho in furgone e Beh, sì, me la capisco. faremo la prossima volta, se no basta prendere la forbicina in furgone. Api hanno 4 ali. E una sola Beh, normalmente quando si taglia quella grande è abbastanza corta, quella grande e quella piccola non è che ha tanta importanza, okay. Perché si vede bene la differenza fra quella grande e quella piccola, è abbastanza piccola, anche nelle regine è abbastanza piccola. Il risultato dopo è che la regina quando sciama non riesce ad andare via. Allora se uno ce l'ha davanti casa fa il giro ogni giorno alle 2, mezzogiorno e vede. Poi si vede quando una famiglia è sciamato, perché la regina rimane per terra, le api vanno in giro, si attaccano e poi tornano, quindi ti trovi la cassa con la barba davanti. Quindi questa ha sciamato, che guarda qua c'è la regina. Qualche volta succede che c'è anche un gruppetto di api, qualche volta succede che c'è l'erba e la regina risale, qualche volta succede che la regina corre in giro, poi ci sono le formiche, zac, e se la mangiano. In quel momento lì noi abbiamo la famiglia orfana, è vero, però tutte le api a casa. Sì, e le celle pronte. Ci sono le celle dentro, la guardiamo dentro, mai che vada, controlliamo bene, lasciamo una cella, quelle di più mature, e la famiglia si rifà la regina. Se invece facciamo nomadismo, che abbiamo voglia che la famiglia sia sempre a posto, dobbiamo avere in aprile presto, abbiamo fatto già 4-5 sciametti da una parte, che c'hanno già le regine pronte, prendiamo una regina di quelle con la gabbietta e le mettiamo dentro e la famiglia produce come tutte le altre. Quando abbiamo voglia di allungare la fila, allora ci facciamo il nostro allevamento di 10-15 celle, ci facciamo 10-15 sciametti, li portiamo da un'altra parte, li mettiamo nella cella, poi magari 2-3 andranno perse, però abbiamo fatto riproduzione programmata con le regine che vogliamo noi, cioè abbiamo una cassa buona che non morde come questa, che fa un mucchio di miele,
che magari è anche birosa, nel senso che ci dà un po' di covata in più per rinforzare quelle più dietro, quella lì è una regina che va che ha fatto anche le celle, però non è andata in sciamatura, perché ci sono delle regine che anche se hanno le celle non si amano, aspettano che arrivi l'apicoltore ritardatario a romperle. Quelle sono regine che valgono. E allora si fa le figlie di quella lì, di anno in anno uno anche nel proprio piccolo migliora il suo allevamento e si diverte, perché cioè, il compito vostro non è fare 50-60 di media come devo fare io, ma basta fare il miele, però divertirsi con le api, insomma. Domande? Ma la regina non esce qualche volta tipo per forza fecondare del fumo? Beh, la vergine esce, certo. Senza ali? No, ma le ali vanno tagliate in primavera quando sono tutte le regine già che hanno passato l'inverno e che sono quelle che poi con famiglie troppo esuberanti tenderebbero a sciamare. Solo in quel caso le vergini vanno neanche toccate proprio perché devono rimanere perfettamente integre per il volo, perché è fondamentale che siano perfettamente integre per volare, fecondarsi e tornare. E chi ha preso, facendo il corso, ha preso i nuclei ad aprile, quindi abbiamo le regine... L'anno scorso? Sì. Va cambiata quando? Ma normalmente se uno non fa tanto nomadismo, se le ha a casa possono durare 2 anni senza problemi. Quindi hanno fatto quest'anno, gli facciamo fare anche... Si può fare un'altra stagione e poi vanno cambiate a giugno, luglio dell'anno prossimo. Finita la caccia, diciamo, visto che la produzione principale, se viene, dopo si può intervenire, insomma. Io volevo chiedere riguardo alla covata messa sopra questa lavagna. Sarebbe più opportuno, mi viene in mente, che fosse un telaio a maschio, per esempio? No. No. Allora bisogna mettere il favo che abbiamo segnato, cioè quello più rovinato, quello che ha covata maschile, quello che è precipitato, però deve avere delle zone covata femminile in allevamento, perché la regina fa fatica, è una situazione un po' forzata, quindi per loro non è le api spontanee allevare covata di traverso, non esiste in natura, no? Okay. Quindi bisogna che il favo abbia un po' di covata, anche uova e larve va bene, o un po' di covata opercolata, allora la regina lì continua a deporre e le api piano piano le fanno spazio, anche in una situazione un po' precaria, se poi voi andate a vedere. Mentre quella sopra è normale, quella sotto le larve spesso fanno come dei pinnacoletti, perché la larva cade un po' giù e allora loro gli fanno il bozzolo invece che piatto un po' rotondo. Ma... la deve riconoscere, insomma, un po' sua, ecco. Sì, loro devono sentire che comunque quello lì è un favo di covata e la regina, avendo già covata, lì si depone. C'è un favo nudo, per esempio un favo vecchio, fa fatica a partire perché le api non lo puliscono, perché per loro l'allevamento è sotto, insomma. Mentre se nasce covata la regina ci va a deporre immediatamente, o se ci sono larve o uova, le piccole vengono subito lì ad accudire la covata e quindi accudiscono anche la regina a deporre. Se uno mette un favo vecchio, le piccole stanno sotto, non è che vengono sul favo vecchio a pulirlo per la regina, mentre se c'è già covata salgono ad accudirla e quindi accudiscono anche la regina. Senso del dovere. Senso del dovere Sì, beh, è un meccanismo automatico, insomma, le api vecchie la regina, api vecchie sono programmate per fare altro e quindi Una domanda, il mio suocero, che anche lui ha le api, insomma, è lui che mi spiega di solito, e mi dice che in questo periodo, dopo la caccia, insomma, non si controllano più le arnie, insomma, delle case delle api, perché loro potrebbero anche, perché una volta io ho rotto una cella come faceva quello che rompeva le celle, insomma, in questo periodo qua, mi ha detto guarda che loro possono anche sostituirsi la regina in questo periodo. Ma allora noi come facciamo a sapere se l'hanno sostituita? Solo se l'abbiamo marcata? Se è marchiata si
capisce immediatamente, perché uno ci scrive sopra qua o sul coprifavo la data, l'origine, regina da qua, regina da là, regina da là, per capire anche le differenze. Si riesce tranquillamente a riconoscere una regina vecchia da una giovane, perché quella giovane è bella è bella pelosa, dinamica, man mano che passa il tempo si muove più lentamente, perde il pelo, diventa più lucida la schiena, il corsaletto, quindi si riesce a riconoscere una regina un po' più vecchia rispetto a un'altra. Il marchio serve per facilitare la conoscenza dell'età, ma soprattutto la ricerca. La ricerca, perché quando una regina è marchiata bene con un bel marchio, la si vede in mezzo anche a un favo pieno di api, insomma. Quindi naturalmente, come ho già detto, adesso se la famiglia è a posto non serve fargli niente sotto. Poi se cala di api, se non c'è più api nel melario, allora uno comincia a preoccuparsi e guarda sotto e allora capisce se hanno cambiato la regina, se sono orfane e interviene. Insomma, chiaramente l'orfanità è molto più frequente metà maggio, cioè dopo il periodo della sciamatura, perché allora uno prende lo sciame ma lo guarda 10 volte, però guarda una volta solo il nido e non si accorge che poi il nido invece non è riuscito a rifarsi la regina e quindi va orfano e rimane orfano. Questo qua è orfano ormai da un mese abbondante e quindi un mese... Che devo guardare questa? Sì, sì. È orfana? Orfana, gasai figliatrici e covata maschile. Sì. Abbondante, sì. Bisogna mettere una regina lì? No, però copare tutto. Copare tutto e mettere una regina nuova? Fate per una famiglietta nuova. Fa una famiglia nuova? Ciappa un nucleo da là e butto dentro? No, perché tutti i teari pieni e covata. Le pieni e covata? Come ti metti i passi per il freezer? No, come sempre. Quanto tempo può stare una famiglia orfana? Non mi sentito cosa credi. Quanto può stare una famiglia orfana? Orfana, poco niente, soprattutto in primavera un po' di più, ma periodo estivo pochissimo perché diventa subito, a parte l'allevamento maschile, ma diventa subito aggredibile dalle altre famiglie perché non si difende la famiglia orfana. Sì. Quindi a rischio di saccheggio. Rischio di saccheggio, quindi quando la famiglia viene saccheggiata crea nervosismo in tutte le api. Non riesci più a guardarle per un mese perché poi le api vivono tanto in estate, quindi si ricordano quando tu arrivi a guardare quella cassa lì, vengono subito loro aiutati a guardarla anche loro per rubare. Comunque, Cosa si fa? come Francesco, cosa mi conviene fare qua da spiega così imparo a No, mica voi spiegano che ho fatto vedere, si è capito tutto. Però che se le celle consiglio sia i uvi. Le celle sul polline, i cucuini sul polline che sono un segno di riconoscimento e dopo abbiamo trovato anche la cella con la papa reale che è tipico, no, dell'illusione della covata della famiglia con le figliatrici perché è un mascetto, quindi loro le fa le celle però dopo il mascetto muore e non ha niente, quindi a quel livello lì bisogna separare i favi, le ave e coparle. Non sono riuscito a trovare l'ava che depone, le ave che depone, perché questa è molto avanti come stadio, si fa un bel tocco che è orfana. Sì, Se no, quelle che depone sono molto belle, perché sono limitata a papa reale, quindi anche a sbatterle le sono le prime che tornano. Quindi guido, sbattere solo tutte le ave, i teari passarli per il freezer, poi si occupa uvi e larve. Alla sera, mezzo bicchiere di benzina, occupa tutto. Il giorno dopo lavare a casa. È pronto per fare la famiglietta nuova, se ti aghesa, ti metti dentro i teari, passare per il freezer, i buoni e la famiglia cresce. Se uno fa, la tua regina fa la famiglietta nuova con due teari, quando che la regina esercita, è che sono tutti i teari buoni che hai messo da una parte col miele e il poine. La covata congea anche gli uvi, muore tutti, quindi lo rendetta tutto e le riparte bene. Se uno invece che dai favi di questa casa qua, le sleva tutta covata maschile che viene ancora un schifo tremendo. Diciamo. Francesco Dubbio, la benzina si vuota dentro senza dare fuoco? Dagli fuoco in che senso? No, perché poi un altro pensare. No, porco caldo, fare l'esplosione. No, perché... No, ti dai il coprifavo, ti gugli mezzo bicchiere di benzina, te sari. Loro le fa. Sì, si soffoca, e basta. Invece un zolfino, se no. Un zolfino. Ma adesso è complicato, perché ti fuoco a casa, ti chiapi fuoco, dopo non funziona. Avevo capito mai. La benzina non sembra tanto. Quando fare la benzina, pensavo subito dopo che ti hai fuoco e poi basta. Ma dopo 10 minuti, se era morto, ma 5 minuti è morto tutto, cioè dopo 5 minuti non farlo a sera perché ci apriamo tutti. E dopo ti puoi già sbattere fuori e lavare a casa che non si impregna troppo di benzina
E di dopo è pronta per rifare la famiglia. Porti i favi, i teari in frigo, in cella. Perché mi serve il gasolio per usare un po' i vespi, eccetera. Però dopo resta odore in giro perché non No, il gasolio non è trattori. No. La benzina era più odore, benzina. La benzina evapora. Evapora subito e soffia. Qualche duca ha visto l'inserimento del foglio cereo, che ha piacere vedere, lo filmo di là. Attaccare, taglia attiva, che non Dai, era no. bevere. Prendete il telaino, se dovete inserire il foglio cereo, guardate che non ci siano schegge, per cui cercate di pulire che non ci siano schegge sui fori, vedete? Queste schegge le dovete togliere. Quando le avete tolte, appoggiate il telaio, prendete il sigillinatore e dovete tendere i fili perché vedete che sono teneri. Li tendete col sigillinatore. Il sigillinatore fa così, sto lavoro. Tende il filo e fa tutto il filo diventa tutto quanto a zigzag che permette la superficie, aumenta la superficie dell'inserimento sulla cera, aumenta la tenuta. Controllate una volta tesi che siano tutti tesi, perché delle volte succede che si allentano. Una volta che è teso, prendete il foglio cereo, facciamo lezione doppio. Non vi disturbano se no. Cerco di parlare piano. Appoggiate il foglio cereo sul telaio. Controllate che tutto attorno sia libero, non sia appoggiato, perché praticamente col peso suo dopo scende. Prendete i due fili che è un positivo o negativo di un trasformatore, le attaccate qui dove c'è la fine del filo, ci sono i chiodini, appoggiando il filo si scalda e lentamente entra sulla cera. Dovete avere l'accortezza di controllare che non lo fate scendere troppo. Vedete? Vedete che qua si vede molto di più il filo, qua meno, il che vi indica di farlo scendere all'interno ancora un po' di più. Vedete, ha questo buco, in maniera che si possa mettere questo favo in questo modo. Rimane sollevato da sopra. La regina è qua. Vedete? A questo punto può andare, si potrebbe ancora un pochino ancora. Vedete? Di qua si vede ancora di più il filo, mentre di qua si vede ancora poco. No, qua puoi mettere sopra questo. Volendo. E chiudi. Se invece sta ancora portando dentro miele, no. Metti un altro di questi qua sopra e sopra il melaio. Vedete? Così può già andare. Per confinare la regina. E se i fili non sono tesi, così la regina. Bisogna col sigrino. Bisogna tenderli con questo. Se il filo neanche col sigrino non viene teso, o si prende la pinza, si prende sul lato dove viene fuori il ferro qua, si gira attorno per accorciarlo, o altrimenti si toglie il chiudino, si tira il filo e si riavvolge. Praticamente qua vedete che sono col sigrino, loro vengono tesi. Controllate con il dito, sono tesi adesso. Il filo deve essere bene atteso per poter immergersi sulla cera assieme, perché altrimenti se no ci sono pezzi che scaldando aumenta addirittura di volume, il filo si allungherebbe, viene punti che viene fuori il filo, dove che viene fuori il filo che non viene immerso sulla cera, le api non costruiscono e dopo non depongono le uova. Controllate che il telaio sia a 90 gradi, perché più delle volte sarà un cantone che è anche rotto, ma comunque lo potete lasciare benissimo perché dopo lo costruiscono loro. La varota deciuta, quella che c'è dentro, dopo aver fatto il trattamento potete rimettere la regina, non il favo, solo la regina e le api, cioè solo la regina, ecco.
perché sennò se rimettete dentro questo avete la malattia nuova. ecco. Questo qua è buona norma. Vedete? Io adesso l'ho fatto solo in un colpo solo per farvi vedere che quando avete preso mano basta un colpo No, ve lo fai proprio da bruciare. e il foglio cerio è attaccato, è a posto. Una varroa si depone le uova dentro, cioè la varroa, questo acro va dentro la cella dove c'è la larva, depone ognuna 5 uova, quindi da quella cella nasce un'ape con 5 varroe attaccate, le quali a loro volta si moltiplicano nella stessa misura, per cui da 5 passi a 25, diventano 125, 700 e tanti, e poi nel giro di 2 mesi diventano migliaia. Un alveare, quando ha più di 3-4 mila varroe, è destinato alla morte. Perché? Perché la varroa non solo succhiando la linfa delle api le indebolisce, ma è portatrice in genere di altri virus. Il più importante si chiama il virus delle ali deformi, cioè nascono le api punte, le larve punte della varroa che prendono questo virus, escono senza ali dalle celle. Immaginate 3.000 varroe in un alveare che fanno nascere le api in questo modo, che poi diventano 3.000, 15.000, e nascono tutte api con le ali deformi, non riescono neanche a nascere perché quando sono deformi le altre api le tirano fuori dalle celle e le fanno morire, no? Le buttano via. Per cui rischi di avere un alveare senza api. Ecco, questo è il dramma della varroa. Allora bisogna fare i trattamenti. Ma per farli i trattamenti, perché siano efficaci, la varroa si dice deve essere foretica, cioè non deve essere dentro le celle opercolate della cera, ma deve essere sul dorso delle api. E allora sia l'acido ossalico gocciolato sia quello sublimato ha effetto, perché rende è un acido naturale perché viene da alcune piante, rende più acido l'ambiente dell'alveare. In questo modo questa acidità non danneggia le api ma brucia le zampe della varroa che cade giù e muore. Ma se la varroa è dentro nella covata opercolata, questo acido non arriva lì e quindi nascono api con la varroa e a loro volta continuano a moltiplicarsi, per cui l'intervento con l'acido fatto non è servito a nulla. Quindi è necessario fare il blocco di covata, che significa confinare la regina o su un telaino o su una gabbietta, in maniera che tutte le api nascano, non ci siano api, larve opercolate dentro, e quindi la varroa è tutta nel dorso delle api o nella pancia, o comunque in genere si mette proprio sul dorso qua. A quel punto il trattamento è efficace, perché se non c'è covata la varroa viene abbattuta al 99% e si fa un trattamento tra metà luglio e agosto e un altro lo si fa nel periodo invernale. In questo modo, con questi 2 trattamenti, l'alveare è pulito da varroa e può affrontare tutta la primavera, la raccolta del miele, e arrivare tranquillamente al successivo periodo. Bloccare la covata nel periodo estivo si fa con il metodo della gabbia che avete, della cornice, e quindi si mette un telaino dove la regina continua a deporre, quindi non è bloccata nella deposizione, ma è staccata grazie all'escludo di regina dall'altra, dal nido. In questo modo nel nido le api nascono tutte, poi si toglie il telaino con la regina e si mette da parte, si fa il trattamento, poi si rimette dentro la regina e quell'alveare è pulito. Il telaio dove è stata confinata la regina è pieno di varroa, perché la varroa, sentendo che non c'è covata sotto, va su in questo telaino e lo riempie. È buona norma dopo smaltirlo, togliendo le api, si smaltisce questo telaino bruciando, perché è proprio compromesso da varroa. Allora conviene usare uno dei telaini che è più vecchio, e che così è un modo anche per sostituirlo. D'inverno invece non si può mettere la regina lì perché fa freddo e il glomere deve essere all'interno nel nido. Allora d'inverno si confina la regina in una gabbietta. Questo ovviamente se l'inverno è mite, come è stato in questi ultimi anni, perché se invece
come succede in montagna, ma succedeva anche qua da noi, l'inverno è molto freddo, la regina non occorre confinarla perché il blocco di covato è naturale, se la regina sente freddo non depone uova e quindi nascono tutti. Però gli ultimi anni abbiamo visto che gli inverni miti la regina non ha mai smesso di deporre covata. Allora come metodo si usa la gabbietta, che vi ho fatto vedere prima, la gabbietta cinese, quindi si mette dentro la regina, la si mette con un bastoncino e un filo di ferro al centro dell'alveare tenendo aperti a V i favi, in maniera tale che a quel punto, se volete vedere, questa è la conformazione, no? Un po' di telaini dritti e uno invece scalato di un punto. Vedi, in questo modo qua la gabbietta si può inserire qua dentro con un bastoncino di legno e del fil di ferro e la gabbietta rimane appesa verso il centro, una decina di centimetri più bassa. A quel punto il glomere si raccoglie qui e tiene sempre protetta la regina. In questa gabbietta le api passano, però la regina non esce. Dopo 21 giorni si può fare il trattamento con l'acido ossalico, ovviamente siamo in inverno quindi non si fa quello gocciolato, si fa quello sublimato. A quel punto le api sono nate tutte, non c'è covata e poi si può liberare la regina dopo aver fatto il trattamento. La regina appena liberata ha una forza perché non ha più deposto, per cui parte immediatamente a deporre, quindi è anche utile questo. Però bisogna farlo con non il gocciolato che si fa a luglio, ma con il sublimato, che vuol dire trasformare portando l'acido a 170 gradi. A quel punto questa polvere, questo acido si vaporizza, fa questo fumo e o dalla porta qui o da dietro, facendo un buco nell'alveare, si riesce a fare, con un trattamento si pulisce tranquillamente tutto l'alveare dalla varroa. Se uno vuole essere più sicuro può farne anche un secondo, ma non di più. Se si è fatto bene il blocco di covata, che non c'è, basta uno, massimo due. Se invece l'uno e anche l'altro trattamento si fa che c'è ancora covata senza bloccare la regina, è un trattamento inutile, perché siccome quell'acido ossalico non penetra nella cera della covata percolata, lì sicuramente c'è varroa, quando esce contamina di nuovo l'alveare che si infesta di nuovo.